Termina a reti inviolate il match tra il San Vito Lo Capo e il Marsala Calcio 1912, valevole per la nona giornata del campionato di eccellenza Girone A. Secondo pareggio esterno consecutivo per 0-0 dopo Castelbuono e terzo risultato utile consecutivo per Genesi e compagni, che confermano una buona solidità difensiva, palesando le solite difficoltà a trovare la via del gol nonostante la squadra riesca a tenere testa all'avversario di turno. I locali, come prevedibile alla vigilia, hanno cercato di tenere in mano le redini del gioco facendo tanto possesso palla, ma trovando sporadicamente spazi per fare male a Faraone, ancora una volta titolare tre pali al posto dell'acciaccato Furnari. La prima azione degna di nota al 9° minuto di gioco è di marca azzurra. Genesio, ben servito sull'out di destra, mette al centro un bel pallone per Mangiaracina, che cerca un difficile colpo di testa ma non impatta bene. I sanvitesi al 15° minuto hanno protestato per un presunto fallo di 5 mani su Gomez. Il signor Roberto Patrizio di Palermo, ben posizionato, ha lasciato giocare richiamando verbalmente i due calciatori. Tra il 19° e il 20° minuto i locali ci provano prima con Barbera, ben chiuso dalla coppia centrale Petrucci 5 mani, e poi con Calagna che calcia alto sulla traversa. Al 21° minuto ancora Barbera pericoloso, il numero 9 fa sportellate con Petrucci e poi sul rimpallo si coordina per la deviazione volante, attento Faraone a bloccare a terra. Al 26° l'azione più pericolosa di tutto il match. Barbera, questa volta dopo essersi liberato del diretto marcatore, trova una perfetta verticalizzazione per Calagno, che si invola solitario verso la porta azzurra. Il numero 10, forse troppo lezioso, tenta di aggirare Faraone in uscita invece di calciare. Bravissimo il guardapali azzurro in 2 tempi a fermare l'attaccante sanvitese senza commettere fallo. La replica del Marsala, sempre su calcio piazzato al 43°, bravi Bulades e compagni a liberare. Altra azione insidiosa dei locali con Gomez, bravo a liberarsi di 5 mani, ad entrare in area di rigore e a concludere. Attento e ben posizionato il solito Faraone, che ha prontamente respinto il tiro. Prima del duplice fischio c'è spazio per un'altra recriminazione dei locali, che lamentavano un fallo da rigore su Gomez. L'arbitro nella circostanza portava il fischietto alla bocca non per accordare il penalty, ma semplicemente per decretare la fine del primo tempo. Nella ripresa, nonostante una supremazia territoriale del San Vito Lo Capo, le occasioni degne di nota sono state davvero poche. Al 54° minuto, prima di lasciare il posto alla Vardera, Barbera ci ha provato di testa senza inquadrare però lo specchio della porta. Al 73° minuto i locali si rendono pericolosi su calcio d'angolo, ma Faraone e compagni sono attenti e rischiano davvero poco. Al 79° ancora una protesta di Bulades e compagni, azione insistita che ha prima portato al tiro la Vardera, brava ad approfittare dello scontro dei due giocatori azzurri, trovando però sulla sua strada il piede di Mazzeo. Sulla sfera si avventano Pedalino e Issa, che conclude e poi si scontra con il centrocampista azzurro. L'arbitro, senza esitazioni e ben posizionato, ha lasciato giocare, giudicando regolare l'intervento del numero 8 azzurro. Prima del triplice fischio, da registrare 2 potenziali azioni pericolose su corner, una per parte, che però hanno trovato le rispettive difese attente. Un pareggio che permette al Marsala Calcio di ottenere un altro punto che fa morale, soprattutto classifica, e che, come detto, conferma una buona solidità difensiva che lascia ben sperare per il proseguo della stagione. Da migliorare sicuramente qualcosa in avanti negli ultimi 20 metri, in vista di un altro importante derby, questa volta contro la Folgore Castelvetrano, che quasi certamente si giocherà al Nino Vaccara di Mazzara del Vallo domenica prossima per l'indisponibilità del Nino Lombardo Angotta.